dentro anche che c'è stato in questo corso. Mi sono piaciute molto le mappe mentali, perché facendo io un lavoro che spesso parlo davanti al pubblico a braccio, vado con la scaletta e ogni tanto mi impallo, mi fermo, invece mi rendo conto che avere una mappa mentale delle cose da dire può ritornarmi molto utile per riuscire a fare un discorso più fluido e sembrare anche un po' più sicura. Per cui sicuramente da stasera inizierò a metterlo in pratica e mi aggrego a quello che ha detto Ilaria, cioè realisticamente sei stata un valore aggiunto, hai detto anche delle cose interessanti, quindi ti ringrazio proprio personalmente. Grazie a te, Grazie. grazie.